Veneto Agricoltura ha appena pubblicato la 10ª edizione del report sulla pesca in Veneto, 10ª edizione, quindi dedicata al 2021. Siamo in compagnia con il dottor Nicola Severini, che ha elaborato assieme ai colleghi questo interessante documento. Com'è andata l'annata 2021 per il comparto della pesca in Veneto? Dopo la difficile annata 2020, caratterizzata dalla pandemia da Covid, l'ultimo anno è stato tutto sommato discreto per il comparto ittico del Veneto. Basti pensare che a un volume complessivo di 48.400 tonnellate è corrisposto a un aumento dei volumi del 4,6%, mentre in valore si è fatturato per 168 milioni di euro, con un rialzo rispetto al 2020 del 22% netto. Si tenga conto che il 36% di questo fatturato deriva dal comparto delle vongole, un altro 30% dalla piscicoltura. E come è messa la struttura produttiva della filiera ittica regionale? Allora, la struttura organizzativa della filiera ittica si compone di 655 pescherecci che rimangono invariati nel numero rispetto al 2020. Anche se la stazza e la potenza motore delle barche è diminuita circa del 2%. Per quanto riguarda invece le imprese attive nella filiera ittica veneta, si contano 3.849 imprese con un lieve rialzo dello 0,3% rispetto al 2020. Per quanto riguarda invece l'occupazione, nella filiera ittica risultano occupate 7.406 unità, con un rialzo rispetto all'anno precedente del 2,4%. Abbiamo già dato qualche numero, ma vediamo di capire quali sono invece i numeri proprio salienti dell'annata esaminata e poi per chiudere com'è andata la produzione ittica. Allora, per quanto riguarda la produzione del pescato locale, quindi delle marinerie presenti in Veneto, nel 2021 si registra un volume complessivo di 17.800 tonnellate circa, con un rialzo rispetto al 2020 dell'8,9%, mentre il fatturato aumenta dell'11,1%. Anche i prezzi di vendita al consumo del pesce è un aumento in media del 2,1%. Altri numeri in rialzo si registrano per i cogevo, quindi per la produzione dei molluschi bivalvi di mare. In questo caso si registra un più 12,1% per la produzione dei molluschi. Altro rialzo si registra per la piscicoltura che segna un più 10,7%, mentre sono in calo il comparto della mitilicoltura e della venericoltura. Dando uno sguardo anche a quello che è la bilancia commerciale del Veneto, parlando di pesce tal quale, quindi non di pesci trasformati, la bilancia commerciale del Veneto è ampiamente deficitaria, infatti è in calo del 261 milioni di euro. Anche se le importazioni e le esportazioni nell'ultimo anno sono in aumento. Se poi si tiene conto della bilancia complessiva, quindi anche del pesce trasformato, in questo caso la bilancia commerciale è negativa per 820 milioni di euro. In questo caso è lampante che c'è ancora spazio per ampliare l'acquacoltura in Veneto e in questo senso va il nuovo programma operativo FEAMPA che predilige molto le misure per l'acquacoltura.